Leonardo, questo fiore mistico della fede, non era soltanto una figura di preghiera e contemplazione. La sua vita era un'orchestra di emozioni, di incontri straordinari e di un amore infiammato per la predicazione. Immerso tra i profumi della Liguria, il suo cuore batté sin da piccolo al ritmo dei valori evangelici, insegnamenti dei genitori devoti. Il destino, però, tracciò per lui una strada diversa. Un zio lo portò a Roma, sospinto dalla luce della sua intelligenza. Nei corridoi delle scuole dei Gesuiti, la mente di Leonardo brillava tra gli altri studenti, diventando ben presto un faro di virtù. Ma la sua vera passione era altrove. La vocazione religiosa bruciava in lui come un fuoco inestinguibile. Tuttavia, lo zio, impenetrabile come una roccia, oppose resistenza, gettando ombre sul cammino di Leonardo. Le sue preghiere per la vita monastica, i suoi sguardi rivolti al cielo, erano un dissenso ai desideri familiari. L'espulsione dal nido familiare fu un dolore, ma l'inizio di una nuova avventura. Dio aprì le porte di un convento francescano e lì Leonardo trovò la sua casa spirituale. Il noviziato fu un abbraccio fraterno e la sua professione religiosa, un patto eterno col divino. Da quel momento in poi la vita di Leonardo si diffuse come luce nei meandri dell'Italia. La sua voce vibrante era un canto che risuonava nelle piazze, nelle montagne, nelle città e nei cuori dei fedeli. Le sue prediche erano fiumi d'acqua viva che dissetavano le anime assetate di fede. Ma la sua missione non si limitava a parlare. Leonardo incarnava la povertà, digiunava e camminava scalzo, seguendo le orme del Cristo che amava e serviva. La passione di Cristo era il fuoco che ardeva nel suo cuore e le sue parole ne erano fiamme che accendevano le anime. Roma, la città eterna, era la sua tana. I potenti, i cardinali e persino il Papa venivano ad ascoltarlo. Le sue parole erano come perle di saggezza, doni divini offerti a chiunque avesse orecchie per ascoltare. Ma il tempo scorreva come il fiume in piena. Il 1751 portò con sé un'ultima missione. Leonardo, malato ma ubbidiente, tornò a Roma. Il suo arrivo fu come un sospiro nella notte, una luce che si affievoluiva. Il 25 novembre, giorno di grazia ma di commiato, Leonardo volò verso il cielo, lasciando dietro di sé un vuoto terreno e un'eco eterna. L'annuncio della sua dipartita raggiunse le orecchie del Papa Benedetto XIV. Le sue parole, un tributo alla perdita terrena, ma una celebrazione per il guadagno celeste, risuonarono tra le mura vaticane. Pio IX e Pio XI, come veri custodi della fede, innalzarono Leonardo agli altari, riconoscendo in lui un esempio senza tempo di dedizione, umiltà e amore per la missione. E così San Leonardo, il santo francescano, divenne il patrono delle missioni popolari. La sua vita è un racconto di sacrificio, passione e servizio. San Leonardo rimane un faro di speranza per coloro che cercano il significato più profondo della fede e della dedizione alla missione divina.
San Leonardo, con la sua vita, ha impartito lezioni senza tempo. La sua esistenza è stata un manuale di umiltà, devozione e sacrificio, da cui possiamo trarre insegnamenti per ogni aspetto della vita. In primo luogo, ci ha mostrato l'importanza della dedizione assoluta alla vocazione. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, ha perseverato nella sua ricerca della volontà divina, offrendo se stesso come strumento al servizio di Dio e degli altri. La sua determinazione nell'affrontare ostacoli e la sua fede incrollabile ci insegnano a seguire ciò che ci fa sentire più vicini alla nostra chiamata interiore, nonostante le sfide che possiamo incontrare lungo la strada. La sua vita di umiltà e povertà è un richiamo alla semplicità e alla modestia. Leonardo ha scelto di vivere con il minimo indispensabile, abbracciando la povertà come un'espressione di amore verso Dio e il prossimo. Questo ci ricorda l'importanza di essere grati per ciò che abbiamo e di condividere con gli altri, specialmente con coloro che sono meno fortunati di noi. La passione di San Leonardo per la predicazione e la condivisione della parola di Dio ci insegna l'importanza di comunicare e condividere la fede con gli altri. La sua capacità di coinvolgere le persone attraverso le prediche e di ispirare la loro vita spirituale ci spinge a essere testimoni attivi della nostra fede, diffondendo speranza e amore nel mondo che ci circonda. Infine, la sua umanità e compassione verso gli altri sono un esempio tangibile di come dovremmo trattare coloro che ci circondano. La sua dedizione nell'accompagnare i peccatori, confortare i sofferenti e guidare i devoti verso la santità ci insegna l'importanza di essere compassionevoli e di avere un cuore aperto verso il prossimo, senza alcun giudizio. San Leonardo ha insegnato l'importanza di seguire la nostra vocazione con umiltà e dedizione, vivendo una vita di servizio, umiltà e amore verso Dio e verso gli altri. Le sue lezioni possono essere applicate nella nostra vita quotidiana, guidandoci verso una maggiore compassione, umiltà e consapevolezza della nostra chiamata spirituale. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.